Ho sempre pensato che il servizio dovesse essere parte della mia vita e del mio impegno per la comunità e durante il mio percorso di studi cominciai a fare l'animatore in parrocchia qui a Preganziol. Dopo un po' di anni però sentivo l'esigenza di voler ampliare questo servizio e quindi alla conclusione quando mi sono laureato nel 2005 sono andato dal sindaco di allora che non conoscevo e gli dissi: so che si dice sempre che c'è bisogno di giovani in politica, ecco, se volete io sono qua. E da lì cominciai ad interessarmi fattivamente della vita amministrativa del mio comune di Preganziol. Nel 2008, dopo aver appunto cominciato a seguire i consigli comunali e quella parte dell'esperienza, nel 2008, all'anno della fondazione del Partito Democratico, fui eletto segretario della sezione locale. Fino al 2013 sono rimasto segretario, dal 2009 al 2014 consigliere di minoranza. Poi nel 2014 il gruppo con cui vivevamo questa esperienza mi propose di candidarmi a sindaco. Le cose andarono bene e dal 2014 al 2024, quindi fino all'anno scorso, sono stato per 10 anni il sindaco di Preganziol. È stata un'esperienza eccezionale, molto faticosa anche per le tante sfide che abbiamo vissuto in questi anni, Covid compreso, e oltre alle grandi soddisfazioni ci sono state anche importanti fatiche e qualche frustrazione. Proprio le frustrazioni su quelle ingiustizie che non si riescono a vivere mi fanno mettere in gioco con grande voglia per provare ad intervenire su quei piani, soprattutto quello legislativo e normativo di cui la Regione è primariamente competente, per provare a cambiare quelle regole che a volte si vedono un po' ingiuste. E quindi adesso con tutta la forza e tutta la voglia del mondo siamo qui per provare a giocarci questa sfida importante col bene al territorio che ho sempre voluto. Quali sono le priorità del suo programma? In quali ambiti, economia, sanità, ambiente, lavoro, giovani, autonomia, ritiene più importante intervenire, con quali strumenti concreti? Allora, il bilancio della Regione è per la sua maggior parte dedicato alla sanità, ovviamente, quindi gioco forza, la sanità diventa la priorità su cui intervenire. Questo lo dice anche la contingenza, dove i dati più recenti del Sole 24 Ore e di altre importanti testate o statistiche che sono emesse di recente dicono di come siamo la penultima regione per numero di medici ogni 1000 abitanti, dicono di come siamo fra le prime popolazioni d'Italia per la spesa di tasca propria per accedere alle cure in tempi ragionevoli. C'è stato di fatto uno smantellamento dei servizi territoriali, i consultori pienamente funzionanti sono passati nell'arco di poco più di 10 anni da 138 a circa 24, gli altri sono stati tagliuzzati in servizi personali, orari, quindi di fatto c'è stata una grande difficoltà di accedere alle cure. Questo si riversa nel numerosissimo accesso ai pronto soccorsi che registriamo qui in Veneto, che è assolutamente maggiore rispetto alle medie, alle statistiche delle altre regioni. Questo fa sì che la gente si rivolga al pronto soccorso, che è l'unico presidio aperto H24 e molto spesso con codici bianchi, quindi non trovando le risposte sul territorio va in pronto soccorso e si paga l'accesso. Ecco, questo è un sistema che determina tutta una serie di criticità importanti sulle quali è necessario assolutamente mettere mano. Crediamo in una sanità pubblica, universalistica e solidaristica, dove tutti possano accedere alle cure senza che ci venga chiesta né la carta di credito né se e quanto abbiamo pagato le tasse, e quindi questa è sicuramente la priorità a livello di contingenza. A livello di prospettiva, e poi su questo mi piace sempre ricordare un dato importante: l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la stragrande maggioranza delle risorse dei decessi in sanità è collegata di fatto a malattie